Bella raga, tutti dal comandante veneziano. Oggi abbiamo carabina a 50 metri, uomini, donne. Partiamo subito a bomba. Qua c'è solo il bonus, purtroppo, degli United States of America. Ma qua siamo grandi favoriti. Quindi dipende da noi. Non avendo le squadre prima. Se arriviamo primi, l'America è seconda. Se arriviamo secondi, l'America è prima. Se arriviamo terzi, l'America è prima. Dobbiamo solo arrivare primi, ragazzi, per non dare il primo posto agli States. Eccellente, e andiamo. Siamo strafavoriti in queste discipline. Non male. Che sboccio, ragazzi. The masterpiece, the masterpiece, the masterpiece. No, che errore ho fatto. Troppo sicuro sono andato. Quarti, incredibile. Devo rimontare. Vediamo se la rimontiamo. Madonna, non ci credo, non posso fallire. The Masterpiece, il capolavoro in movimento. No? No. Poteva andare meglio. Capolavoro in movimento, un punto, la stiamo ribaltando. Questo deve essere un oro sicuro, Fioi. 6 secondi. The Masterpiece, capolavoro, capolavoro. Siamo i più forti su questa disciplina. Nonostante 1-0, ragazzi, ci dobbiamo prendere la medaglia. Mamma mia, it's gold medal, signori, gold medal. Mamma mia, il capolavoro Cume. Brutto il primo. Bruttissimo, ai ai ai. No! Madonna, l'ho rischiata. E questa è vittoria. Italia, Bahamas, Cuba. Italia, Bahamas, Cuba. Con gli Stati Uniti secondi. Capite, ragazzi? Io sto cominciando a fare tante medaglie. Il bonus è perfetto. Sarà molto, molto vincente fino alla fine, secondo me. Si gode, grande oro. Grandissimo oro. Cioè, dominata proprio. Arriva la prima medaglia per Bahamas, la prima per Cuba e USA per il bonus. Argento. E si gode. Oh yes, baby. Oh yes. E adesso abbiamo la carabina femminile. Ok. Vai. All'epoca può essere veramente un oro continuo, ragazzi. Siamo già, se non sbaglio, a 11 ori. Capite che sarebbe molto più dietro gli Stati Uniti senza i bonus. Dopo è vero che gli Stati Uniti recuperano molto anche nell'atletica, però quest'anno sono carico. Deve essere Olimpiadi. Perfetto, perfetto. Primo colpo non bellissimo. Posso andare un po' più piano qua.
Il capolavoro. Il capolavoro, ma siamo secondi. The Masterpiece. Il capolavoro Masterpiece. Mamma mia, ragazzi. Ok. Bruttissimo questo primo colpo della seconda fase. Abbiamo 10 punti di vantaggio, signori. Mamma mia, un cecchino. Stiamo surclassando chiunque. Ma stiamo doppiando gli avversari. Ah, fanculissimo. Non ce n'è per nessuno in questa disciplina olimpica. Italia, Bahamas, Etiopia. Italia, Bahamas, Etiopia. Ragazzi, sono una pippa, mi sono dimenticato la Francia di serie perché adesso in tutti gli sport chiedo venia, un piccolo vaneggio comendiano. Ci sta. Il problema è che, anzi, possiamo farlo tranquillamente, senza nessun tipo di problema, e possiamo aggiungere almeno una medaglia, un bronzo con l'Etiopia, che tanto insomma Africa e Francia vanno di pari passo, lo sappiamo, non è, cioè, solo una constatazione, niente di... quindi almeno un bronzetto glielo concediamo. Qua però non abbiamo le squadre, ovviamente no, però abbiamo l'Etiopia, li vedo, quindi l'Etiopia e la Francia, ok. L'Etiopia e la Francia, c'è, perfetto, non vedo gli Stati Uniti. Possiamo mettere l'Australia, visto che c'è l'Australia e Nuova Zelanda, quelli sono gli Stati Uniti, senza fare, se no veramente... No, fa culo. Male, anzi, Bahamas, Stati Uniti, Bahamas, Etiopia, Francia. Brutto errore sbagliare così. Ma perché è mancato? Ma che cagata è? Quindi, ok. Bahamas uguale Stati Uniti. Etiopia uguale Francia, perfetto. Seconda stazione. Seconda stazione un cazzo, mamma mia. Oh, manco male. Calma. Oh. Ma difficilissimo sul Pechino, non lo ricordavo così difficile. Ai ai ai. Terza stazione. Terza stazione. Oh. Mamma mia. Paul. Raga, è da bestemmie qui a Beijing. Molto più semplice a Londra. Che la prendiamo anche. No, no, impossibile, ragazzi. Su Beijing è impossibile. Non capisco il perché, ma... Quarta stazione. Disastro assoluto. Non può andare sempre bene, ma che si va però.
Impestatissimo. Niente, fuck off. Fucaf. Classico fucaf kumendiano. Madonna. Raga, mi scuso per la prestazione, non la ricordavo così difficile a Beijing. Total disaster. Siamo malissimi. Nuova Zelanda oro, Kenya argento, Etiopia Francia bronzo. Almeno gli Stati Uniti non stanno prendendo medaglie, questo è importante. La coppia è impossibile proprio da prendere. No, errorissimo. Che figura di merda. La Francia ha l'oro in questo momento. Ah, mamma mia. Prestazione vergognosa del Cuba. Paul. Bello. No. 2 per fortuna finisce sto supplizio. Meno male che abbiamo anche discipline di tiro su London, perché se no fioi. Ma questo era preso però. Vabbè. My gosh, my gosh. Cuba in vantaggio. La Francia rischia di perdere il doppio oro. Scusa, raga, mi chiedo veramente venia. No, ho sbagliato al posto di schiacciare, ma va a cagare. Disastro assoluto. Cuba oro. Meno male gli Stati Uniti fuori da tutto. Cuba oro. Francia oro perché scava il bonus, quindi da seconda prima, Etiopia seconda, Giamaica terza. Adesso ragazzi abbiamo 3 carabine, uomini, donne e miste. Benvenuti all'evento di pistola ad aria compressa 10 metri. Ok. Purtroppo qua non abbiamo gli avversari, quindi dovremo andare con priorità Francia per sempre che gioca in casa e America. Io sono pensato alla prossima Olimpiadi di Los Angeles con l'America anche in casa, avrà 50.000 bonus l'America, sarà impossibile batterli a Los Angeles, cos'è? Quando faremo le Olimpiadi di Los Angeles? 9. Allora. No. Male. Classico Fucaf. Come indiano. Di qua, quindi qua. 9. Non riesco a fare un 10. Devo fare 3 prove qua. Uomini, donne e miste. 9. Non mi schiodo dal 9. No good, no good. 9. Teo. Non riesco a trovare la quadratura. 8. No, orrendo questo. Male. 9. 10,5. Finalmente, cazzo. Troppo tardi, forse ho trovato il tiro giusto. 8. No, tu perché? Secondi.
Almeno diamo il bronzo all'America perché la Francia ha la priorità di, come si dice, di paese in realtà. Non posso farlo adesso, dopo, perché sennò non è giusto, perché magari scelgo Etiopia e Nuova Zelanda, sono ultime, non ci sta. Quindi noi ci becchiamo un argento che non è male. La Francia si becca l'oro. Gioco in casa, Polonia, bronzo. Ok, USA, bronzo. Cina ancora non pervenuta. E allora, visto che penso che le saranno rimangono le stesse le nazioni, scegliamo Cuba, America e Etiopia, Francia per le prossime due. Dovrebbe rimanere uguale teoricamente. Complimenti a Bahamas che si è beccata un oro importante. Ok, vai. Altre due ne abbiamo. Benvenuti all'evento di pistola ad aria compressa 10 metri. No, madonna, che cesso, che cesso. Sarà un'impresa. 8, Ricordiamo Etiopia, France, Cuba, United States of America. 8, Devo trovare il colpo, non sarà semplice. Malissimo, malissimo. No, non ci siamo minimamente. Quando miri così male, trovare dopo la quadra non è semplice. Qua forse... 8, No. Non ci siamo, non ci siamo. 9, Sì, dai che ci siamo adesso. Però siamo al secondi 5 e siamo molto indietro. 10,8. Mamma mia, che colpo! My gosh, che colpo, che colpo, che colpo. 9, Questo poteva andare meglio. Aspetta. 9, Classico Fukaf Kumendiano. 10,8. Colpo da maestro. Ultimo colpo. 9, Deve andare meglio, non credo sia oro. Attenzione, però si prende la medaglietta, l'argento americano, perché scavalca da terzo a secondo. Oro Giamaica. Finalmente primo oro per i giamaicani, che fanno sempre delle Olimpiadi incredibili. Ok. Cuba bronzo. Gli States. 3 argenti e un bronzo finora per gli States. Francia non pervenuta. Vai. Ultima carabina. Carabina mista. 10 metri. Poi abbiamo la fossa olimpica a Londra. Tennis Tokyo. All'evento di pistola Skateboard street e scherma spada. Tante carne al fuoco. Ok. Colpo molto diverso da prima. Purtroppo sto sprecando ori però, Allora io direi qua. 9, Un po' più alto. 10,5. The Masterpiece, capolavoro di movimento veneziano. Dai fioi, dai, 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 dai. 9, Ah, peccato.
che tiro di Madonna, me la anche bene. Calma. Siamo alla seconda parte. The Masterpiece. Mamma mia, quasi 8. Non devo mai stare sotto il 9 se voglio l'oro. Qua possiamo puntare all'oro se facciamo 2-10 nelle ultime due. Megoglioni. Dai Kume, regalaci l'oro olimpico. Un altro, l'ennesimo. Vediamo. Oh yes baby, se lo piglia anche la Francia per il bonus. Quindi Italia, oro. Francia, oro. Etiopia, argento. Giamaica, bronzo. Giamaicani show. Ah, abbiamo anche Cuba, cazzo. Cuba quarta che non prende medaglia, ma Stati Uniti chiaramente sì, da quarti a terzi. Meno male che mi sono accorto. Benissimo. Non pervenuta ancora Cina, Germania, Russia, ancora poco. Ok, possiamo uscire da qua. Raga, andiamo con la scherma. Abbiamo la spada, uomini e donne. Vediamo se vincono altre nazioni esotiche. Da quello che ho capito sì. Perché... vai. Concentration, please. Ale. Ecco, cominciamo malissimo. Calma. No. Speriamo. Va a cagare. Male, male, male. Aspetta che mettiamo la medaglia. La Ruanda ha preso il primo bronzo olimpico, Francia oro, Ungheria argento. Siamo le Filippine, qua dai, cerchiamo di vincere per piacere. Qua o vado male, o vado bene o vado male. Malissimo già. Guarda. Yes, dai. Dai, dai. Abbiamo il tabellone. Togo, Polonia e Yemen, va bene. Perché mette nazioni tutte così esotiche. Boh. Buono. Non vai a fare un gioco di scherma bello. Sarà dura, infatti. Male. Vince Togo. Siamo contro lo Yemen. Per il bronzo olimpico. Buono. Arriva il bronzo almeno, bronzo olimpico, ci vediamo per lo skateboard. Scusate ragazzi, mi sono perso i quarti di finale, eccoli qua, siamo passati, siamo in semifinale. Dai. Ma perché non... questo non vuole andare, Dio santissimo. Va a cagare. Mamma sei dura. Ma
Mamma mia, guarda un disastro in questa semifinale. Malissimo, malissimo, malissimo. Oh, la Francia si becca l'oro, pazzesco detto. Andiamo avanti. Guinea-Bissau, primo oro insieme alla Francia che si è presa l'oro dal seconda, fortunatissima direi qua. Noi sullo skateboard non stiamo brillando, Guarda che il gioco è quello che è. Non riesco a fare un perfetto neanche per sbaglio. Vabbè, comunque è qualificazione. Go. No, buono, che culo. Sempre buono. Forse ci qualifichiamo alla finale stavolta. È per poco, Bravi ragazzi, bravi. Dai, prendiamoci la medaglietta olimpica. Anche perché la Francia sta arrivando, ragazzi. No. No. Vai veloce. Godo. Buono, buono. Tanto tanto ci riesco a fare meglio di buono però. Che è bronzo ragazzi. Quella Guinea secondo oro, non ho parole. Guinea, Kazakistan, Italia. E si gode raga. Andiamo con il tennis. Raga, siamo con il tennis e andiamo per le finali contro la Bulgaria. Incredibile, le prossime ce le spariamo su tennis. Inizio. Che bello che sono. Oddio. Siamo su 2 game. Oddio. Che palle. Bisogna vedere solo la finale se arriviamo dove ci qualifichiamo, ovviamente, per non farlo troppo lungo. Non stiamo andando benissimo. No! Mamma mia. Oh! Proviamo. No! Cosa mi ha messo? Incredibile, raga, qua. Figura di merda, arriviamo in finale. Ciao. No! Ma vaffanculo. Ho paura che ci fermiamo in semifinale. Se facciamo uno con questo, uno e gli altri con tennis, però per variare sempre i giochi, cercare di sfruttare più giochi possibili. Non ricordo così difficile in finale, però gollazzo come andiamo. Classico gollazzo. Me coglioni. Beffa atroce per il Kuma. Ace. Dove cazzo l'ha presa? Mi fa il super tiro. Aia. Impossibile.
in finale le impossibili. E finalmente. Dai qua, che non è finita. Don't not finita. Don't not finita. No. Bravo. Che beh, non viene, non capisco il perché. Niente, va a vincere la Bulgaria. Oh yes, non è finita signori, si va. Deuce. Godo. Molto bene. Non è finita, Beppe. Perché non viene il punto? Oh là. Ma non sprecarlo così, va in cooter. Maledetto. C'è tensione, Beppe. C'è tensione. Va a vincere la Bulgaria. 8. L'eroe di sto cazzo. Ragazzi, giochiamo il bronzo contro la Nigeria. Finale per il terzo posto. Contro la Nigeria. Vai. Inizio. Peccato, speravo minimo in argento. Momento grosse difficoltà. Bravo, dai. Almeno un bronzino, ok. No, muovi te. Ma va in cooter. Bella, bel servizio. Gol. Goeasso. Goeasso. Goeasso del culo. Dai. Vediamo sto primo set, bravo. Dai, almeno un bronzo. Inizio. E là. Risposta incredibile. 0-15. Dai. Oh yes. Dai che ci prendiamo almeno la bronze medal. Dai. Niente, non faccio un colpo speciale giusto neanche per sbaglio, proprio della mia nemesi. Match point. Ecco, almeno il bronzino arriva. Buono, boom boom. Il prodigio. Molto, molto bene. Ok, abbiamo... Ragazzi, medagliere olimpico. Il medagliere olimpico vede Stati Uniti ancora in vantaggio 18 ori contro i 14 nostri dopo il terzo giorno.
chiaramente avete visto come si è abbassata la media, ovviamente sarà sicuramente teoricamente più alta rispetto all'ultima Olimpiade, però ci sono più squadre in lotta ed è questo che rende tutto bellissimo. La Francia è vicinissima, la squadra di Cara sta dominando, è chiaro che manca ancora l'appello, la Cina che ha tante medaglie, la Gran Bretagna tante medaglie, ho messo qualche bonus in più, adesso spiego, perché via via che passa il tempo devo livellare tutto, e la Sudafrica rimane sempre stabilmente quinto, sale molto la Polonia, la Guinea 2 ori, incredibile, entrano nuove squadre, Spagna primo bronzo, tutto molto bello, veramente già tante nazioni hanno preso almeno una medaglia. Allora, prossima giornata abbiamo subito NHL per hockey superato uomini e donne, poi comincia Pro Cycling Manager con l'Omnium, benissimo, ciclismo americana a Londra, judo ho aggiunto 4 categorie di peso per uomini e donne, così abbiamo i 48-60, poi abbiamo, faccio vedere un attimo, sorry, i 78-100, i 57-63, i 73-81. Quindi ce la godiamo. Cioè, così anche il Giappone ha più chance nel suo, diciamo, nel suo bonus di fare medaglie. Niente, l'abbiamo detto, abbiamo giornata 4 hockey, Omnium, ciclismo americana, quindi comincia il ciclismo, judo, pallavolo, dressage, quindi cavalli, scherma. Andiamo a chiudere la scherma, credo, e 400 stile libero Londra. No, scherma è l'ultimo, la giornata 5 con sciabola, ok. Dopo abbiamo chiuso con lo skate oggi e chiudiamo e facciamo anche le 2 di break dance, quel cazzo che è, nel giorno 6 invece. Buono raga. Quindi bonus 9 abbiamo aggiunto, ovviamente devo fare un bilanciamento a Stati Uniti, lungo e staffetta atletica, che sono, diciamo, dai, le regine americane. Cina abbiamo aggiunto sollevamento pesi, Giappone abbiamo aggiunto delle specialità per judo, Australia niente, Francia ok, e la Russia abbiamo aggiunto asta e salto in alto, alla Gran Bretagna niente, all'Olanda niente, alla Germania niente, quindi questi sono penso i bonus definitivi. Raga, sotto il comandante veneziano, per gli Stati Uniti domina a 4 ore in più, fate questo conto, senza il bonus sarei già in vantaggio. È vero che dopo c'è il recupero, infatti abbiamo visto nel calendario, nel medagliere di Tokyo del tubo, perché ne ho fatto anche un altro personale mio, quindi comunque in ogni caso anche il mio personale era vicino, invece in quello su YouTube solo di uno ho vinto, pur senza il bonus, però è anche vero che io non ero ancora stratop, nel senso era tantissimo che non giocavo, quindi ero molto arrugginito. Adesso non è così, quindi sto comunque pigliando parecchie medaglie, ne ho già 14 in 3 giorni, ho 25 medaglie in 3 giorni, quindi è chiaro che senza questo bonus era più semplice portare a casa la vittoria. C'è da dire che c'è anche la Francia e i bonus che ho messo totali per la nazionale di casa sono importanti, perché c'è da dire che il Giappone comunque è arrivato terzo a 27, quindi un po' più indietro, quindi vediamo come sarà. La Francia aveva chiuso 25 medaglie, 10 ori, quindi la Francia sta già eguagliando il record dopo 3 giorni. È chiaro che ci sono tante specialità, poi nell'atletica cambia un po' tutto, perché nell'atletica sarà Stati Uniti a dominare, c'è la Giamaica nella corsa, quindi è tutto da vedere. Raga, sotto il comandante veneziano, Olimpiadi comunque incredibili, siamo là. Ciao!